Diamo la parola al segretario generale uscente per la relazione, Onofrio Rota. Il Veneto connesso, il lavoro connesso sono il progetto politico che la CISL intende perseguire nel e per il Veneto prossimo futuro. Il lavoro più viene regolato dalle parti contrattuali e meglio è per tutti. Sul lavoro serve meno legislazione e più contrattazione, serve meno partitismo e più governabilità degli attori sociali, servono meno leggi e più legalità. Lanciamo una proposta concreta agli amici di CGIL, di UIL, alle rappresentanze imprenditoriali e in particolare a Confindustria e andiamo a costruire una proposta comune sulla partecipazione da presentare e sostenere nelle nostre stesse sedi nazionali come in quelle istituzionali e governative. La crisi ha infatti livellato le differenze, ha agito come una specie di safety car che ha rimesso tutti allo stesso punto di partenza, cancellando i vantaggi acquisiti. Ora però la pista è libera e la corsa è ripresa e noi arranchiamo. La coesione è il risultato del valore aggiuntivo che arriva dalla solidarietà organizzata e responsabile, quella pubblica e quella privata, e il suo moltiplicatore è la sussidiarietà. La solidarietà è strettamente connessa con la cultura individuale e collettiva del rispetto dell'altro, la comprensione e l'accettazione della diversità, la convivenza e la prossimità. La grande crisi ha dimostrato quanto sia forte tra le persone che abitano il Veneto, questa connessione, quanto sia radicato il circolo virtuoso che l'alimenta. Il Veneto deve rivolgere i suoi sforzi per crescere come una regione delle migliori, europea, quella aperta ed inclusiva, dove vanno volentieri anche i nostri giovani. Ce la meritiamo e ce la possiamo fare. Se è così, questo sarà un buon congresso. L'origine di questa parola è la stessa di progresso, camminare. Il suo significato si completa come procedere insieme. Congresso è quindi trovarsi per muoversi insieme. Ricominciamo oggi da questa sala dove ci siamo incontrati con queste nuove speranze a muoverci insieme. Grazie. Io ringrazio la CISL per tutto il lavoro che ha fatto e fa in questi anni. Devo riconoscere, nonostante a volte ci siano anche scontri duri con tutti i sindacati, che comunque la collaborazione c'è sempre, la mia disponibilità è totale con le parti sociali. Non sono mai stato convinto che i sindacati debbano essere lasciati fuori dalla porta del mio ufficio. Io credo che se nei prossimi anni, nei prossimi 5 anni, la politica prendesse in considerazione questo programma, questa relazione, fra 5 anni probabilmente non solo il Veneto ma anche l'Italia starebbe molto meglio. L'idea che ci sia questo grande coinvolgimento, che è insomma nella idea stessa della CISL da sempre, tra lavoratori e in questo caso amministratori, ma insomma che sia parte privata o parte pubblica, io ce l'ho proprio nel cuore. Arsenale che cos'è? È il tentativo di rinnovare quella che è la rappresentanza. La corruzione ammazza molto più di quello che non ammazza il terrorismo in questo paese.
ci siamo messi insieme le 9 università del Triveneto. Con queste università noi abbiamo a disposizione più di 7.000 ricercatori e abbiamo circa 160.000 studenti. È un patrimonio enorme. Bene, l'abbiamo voluto mettere a sistema e abbiamo creato il nostro Competence Center. Mi sento emozionato a parlare di queste cose perché noi Vigili del Fuoco non siamo abituati a parlare alla platea, siamo abituati a parlare tra di noi. Dai che lo tiriamo fuori, scusate se lo dico in dialetto, ma dai che lo tiriamo fuori che gaffemo salvare la vita, ecco. Sono venuto in barca. Il mio desiderio di fare e di migliorare la mia vita perché vorrei fare il medico per curare le persone malate. Veneto Connesso significa innanzitutto un Veneto aperto al mondo e capace di interpretare i grandi cambiamenti che la società contemporanea e la globalizzazione ci pone. Partecipare ai destini della propria impresa, ma voler anche partecipare a indirizzare e voler anche partecipare a decidere dove e come produrre. A cosa serve il sindacato confederale? A cosa serve la CISL? A poter cambiare il mondo, il nostro mondo qui oggi e anche quello un po' più lontano. Votanti 110. Onofrio Roto è il nuovo segretario della CISL del Veneto. Gianfranco Refosco 97, Anna Orsini 90.